Paolo Andreucci ed Anna Andreussi su Fiat Grande Punto si sono aggiudicati il 42esimo Rally del Friuli ed Alpi Orientali, gara organizzata dalla Scuderia Friuli e valida come ottava prova del campionato italiano rally. Il pilota toscano e la navigatrice friulana con questa vittoria passano da soli al comando del tricolore, leadership che prima della gara condividevano con Piero Longhi e Maurizio Imerito su Subaru. Alle spalle di Andreucci si è piazzata l'altra Grande Punto di Andrea Navarra. Il successo di Andreucci è maturato soprattutto nella prima tappa che ha visto il toscano passare al comando dopo il ritiro di Renato Travaglia, fermato da un problema elettrico al motore della sua Mitsubishi. Nella seconda, Paolo Andreucci, pur mantenendo un passo assolutamente di rilievo, ha anche pensato di amministrare il suo vantaggio, diventato particolarmente consistente già dopo le prime due prove del mattino. Per sì 4 più corta, 40, tornante sinistro, 30, destra 3 meno tenere, 3 meno tenere. Per anticipassi 3 più lunga, 20, attenzione 4 meno, 10, freno sì tornante. Di lì in avanti la lotta si è spostata nelle retrovie, anche se le posizioni si sono andate lentamente consolidando. In seconda posizione Navarra ha pensato solamente a coprire le spalle al compagno di squadra. 2 meno sfiora, per sinistra, imposta a destra 2 meno. Ritarda a sinistra 2 tonda, meno, imposta a destra 2 tonda, no, sfiora a sinistra 3 piena, apre. Battaglia c'è stata invece per la terza posizione tra le due Subaru Impresa di Andrea Aghini e Piero Longhi. I due hanno a lungo viaggiato sugli stessi tempi, ma sul finire della tappa Aghini ha alzato un po' il piede per problemi al differenziale, lasciando la terza posizione al compagno di marca. Subito chicane stretta per sinistra 3 meno, sinistra 3 meno, su 3 per dosso, 3 meno, subito 3 per dosso, per sinistra 3 più occhio, subito attenzione, destra 3 più 2 volte, diventa alla strada 3 più occhio. Bella la gara dei 4, ma ottima anche la prova di Luca Rossetti, primo tra le due ruote motrici con la sua Peugeot 206 Super 1600, seguita con un occhio di riguardo da Peugeot Italia. 200. Piano piano stiamo risalendo la classifica di Super 1600 e del due ruote motrici, che sono le cose che ovviamente a noi interessano particolarmente, quindi la gara è partita un po' in salita per noi e poi piano piano abbiamo rimontato, abbiamo approfittato anche di un piccolo errore del nostro avversario principale e siamo qui a Udine questa sera a festeggiare un risultato importante che dà soddisfazione visto che è sulle strade di casa. Il friulano ha chiuso quinto davanti allo sfortunato Andrea Dalla Villa, lungo quarto con la sua Mitsubishi Lancer Evo 9 del Rally Project e poi rallentato da una foratura. Settimo è invece terminato Stefano Bizzarri su Renault Clio Super 1600 che ha ottenuto un risultato pesantissimo ai fini del campionato italiano due ruote motrici. Ottavo
Ottavo ed ultimo a prendere punti per la classifica tricolore si è piazzato Dennis Colombini sul Subaru, già laureatosi campione italiano Under 25. Nel gruppo N 2 ruote motrici il duello è stato fino al traguardo tra Torlasco su Renault Clio ed Albenne con la Peugeot 206 RC. Risultato importante quindi quello ottenuto dalla Fiat in terra friulana, un risultato che rafforza le ambizioni tricolori di Paolo Andreucci, ora ancora più lanciato verso il prossimo Rally di Sanremo, che lo vede nettamente favorito. Ma sai, con gli scarti non si può dire fino all'ultimo, però diciamo questa è stata in ottica di campionato una bellissima vittoria. Siamo ora a 4 punti avanti e poi diciamo siamo anche messi bene con gli scarti. Questo grazie abbiamo fatto una condotta di gara secondo me molto accorta, e poi l'affidabilità della punto, che primi noi e secondo Navarra e D'Amore, per cui ancora più significativo il secondo posto di Andrea Navarra al suo miglior piazzamento stagionale su asfalto con la Fiat Grande Punto. No, io penso di aver fatto una bella gara e d'altronde abbiamo fatto dei buoni test dopo San Martino, siamo riusciti a cambiare diverse cose nel setup della macchina, me la sento molto meglio e a sta gara c'è stata la dimostrazione. Purtroppo sono lento come un diesel, come dicono i miei compagni e tecnici, quindi alla fine il lavoro vi è sempre ripagato. Quest'anno è così, non mi sento ancora battuto per il campionato, però confido nelle ultime 2 gare di terra, visto le ultime 2 prove del San Marino. Missione compiuta anche per Piero Longhi su Subaru, che in caso di fondo asciutto, come in realtà è poi stato, aveva come unico obiettivo quello di finire in scia alle Fiat. Per lui comunque la strada verso la conferma tricolore si fa in salita, anche perché attualmente il pilota piemontese ha da scartare un punteggio maggiore rispetto al suo avversario. E molta attenzione, ritarda torrente destro, dai, ritarda torrente destro. Sì, noi come avevo già detto prima della gara potevamo avere speranza se per caso avesse piovuto in questa gara qua, invece è sempre stato bello, quindi la differenza è stata netta. Quindi a questo punto abbiamo detto cerchiamo di arrivare terzi a podio per il Marche bene davanti alla Mitsubishi, quindi poi il problema grosso è che anche a Sanremo questa differenza ci sarà, anche a Sanremo ci sarà questa differenza, penso anche di più, però le gare sono gare, quindi vediamo cosa succederà lì per poi giocarcela alle ultime 2. La gara ha invece quasi definitivamente cassato le ambizioni di Renato Travaglia, fermato nella prima tappa da un problema al motore della sua Mitsubishi. Per gli altri, anche per i migliori in gara nel rally friulano, ci sarà ora solamente da puntare gara per gara ad un risultato di prestigio fin dal prossimo Rally di Sanremo, in programma dal 14 al 16 settembre. Tra questi, uno che cercherà di lottare fino in fondo per la vittoria sarà sicuramente Andrea Aghini. Fiat al top quindi, Subaru in difesa in attesa delle ultime 2 gare su terra, mentre è notte fonda per la Mitsubishi, che non dimenticherà facilmente la prima tappa del rally friulano. Una tappa che ha visto i ritiri importanti anche per Luca Cantamessa, fermo dopo 3 prove per problemi al motore della sua Mitsubishi preparata da Nocentini dopo aver realizzato il miglior tempo nella seconda prova speciale, e per Franco Cunico su Mitsubishi della Pro Race, che si ritirava dopo la quarta delle 6 prove speciali del primo giorno per un guasto irreparabile all'impianto frenante della sua vettura.